Nicola Frison, sono professore associato di impianti chimici presso il Dipartimento di Biotecnologie, faccio parte come componente della Commissione dell'assicurazione della qualità del corso di laurea in biotecnologie per appunto. Perché iscriversi a biotecnologie? Innanzitutto il ruolo del biotecnologo penso che sia abbastanza centrale per trasformarsi verso lo sviluppo sostenibile in ottica di risolvere quelle che sono anche le esigenze sia attuali ma anche quelle future. Pensiamo sicuramente al dare sicurezza nell'ambito più vicino alla salute, quindi nuove cure anche a malattie, ma anche sicurezza nell'ambito alimentare, quindi miglioramento della produzione agricola, produzione vegetale, miglioramento dei prodotti stessi alimentari con innovazioni anche nello stesso prodotto e poi sicuramente tutto l'aspetto che ci riguarda dal punto di vista ambientale, quindi andare verso allo sviluppo sostenibile su tematiche riguardanti l'energia, tematiche riguardanti alle nuove forme energetiche, sfruttando biotecnologie, all'acqua e agli scarti di produzione.